Prego, Conte. Sì, allora no, tornando al discorso dell'indipendenza, perché pare che sia un problema, anzi sento un problema di attualità, ma ormai sono 20 anni che ne sento parlare. Prima era la Lega che se n'era fatta portatrice di questa esigenza, e adesso la Lega che l'ha un po', diciamo, messa in disparte, ci sono movimenti che insomma, più si identificano con questa diciamo, realtà che vuole in sostanza dividere il Veneto dall'Italia, perché l'indipendenza... No, vogliamo che l'Italia esca dal Veneto. Come eravamo, chiariamo perché i allora, termini siccome cambiano torno sempre al senso. discorso del parlare e del fare, allora io penso che siccome è una cosa impossibile da realizzare, secondo me, con le leggi che ci sono oggi, e qui mi rivolgo anche a Boron che andrà in Consiglio regionale, cioè l'ipotesi invece, o quantomeno il primo passaggio, che è realizzabile, che secondo me è fattibile, che è quello della macro regione, cioè quello di costituire una macro regione del nord-est con Veneto, Friuli e Trentino, che possa avere i vantaggi di una regione a statuto speciale e che possa in qualche modo, tornando al discorso che si diceva di quanto lo Stato va a mangiare nell'ambito dei comuni, almeno va a diminuire quel gap che c'è tra le regioni, chiamiamole a statuto normale, e quelle a statuto speciale, che oggi francamente non ha più ragione di esistere come differenza, perché c'erano motivi storici che hanno portato a questa situazione, e oggi questi privilegi secondo me a quelle regioni vanno tolti, o meglio ancora vanno dati a tutte le regioni. Ma detto ciò, anche parlando sempre in termini pratici, io voglio chiedere al consigliere Boron, che non ho ancora capito la proposta che lui fa come Lega, cosa farà in regione per risolvere il problema degli immigrati, ma ripeto, non con le parole, con i fatti, perché anch'io vivo la realtà, tutti siamo d'accordo che così non si può andare avanti, tutti siamo d'accordo che la gente, gli italiani si vedono presi in giro da questa politica che privilegia in qualche modo l'immigrato rispetto a quello che non arriva alla fine del mese, ma una proposta concreta, ma per concreto intendo percorribile, fattibile, chiarissimo, senza scaricare responsabilità sul governo che ne ha e ne ha tantissime. Ma cosa può essere, secondo, perché non l'ho ancora sentito? Adesso le darà la risposta. Prima Giacomazzi che doveva dire qualche cosa, anche riprendendosi perché ha fatto l'osservazione su Indipendenza Veneta, prego. Sì, più che altro perché anche 20.000 milioni di euro sono un numero grande, molto grande, che la maggior parte di noi non percepisce. Ok? Allora io vorrei dire che i milioni di euro del debito pubblico sono tradotti su 60 milioni di cittadini dello Stato italico, 34.000 euro pro capite. Okay? Quindi ogni cittadino dello Stato italico dai zero, da un giorno di vita a... no, ma questo infatti lo sappiamo. Ecco. 21.000 milioni di euro si traducono all'interno del territorio veneto in base ai cittadini che risiedono e vivono, cioè i cittadini della regione Veneto attuali, si traducono in 4.000 euro all'anno. Quindi ogni cittadino da 0 a 100 e passa anni, quello che hanno, sono 4.000 euro. Andiamo avanti ancora così? L'autonomia ce la devono dare da Roma. Il senatore del PD non voterà mai, non sarà mai nei 2/3 dei parlamentari che voterà l'autonomia, voterà contro. E quanti ce ne saranno? Già abbiamo il problema dei senatori veneti che votano a favore dei 2/3, per 2/3 a Camera congiunta, Parlamento, Camera e Senato dell'autonomia. L'indipendenza è una cosa che possiamo autodeterminare noi con un referendum, come ben ha già spiegato sicuramente l'avvocato Morosini all'interno delle varie trasmissioni alle quali era stato invitato, e sicuramente anche Michele Favero potrà o Silvia illustrare. Quindi quanto dobbiamo aspettare ancora? Ripeto, i cittadini che hanno ottenuto queste informazioni e comunque in ogni caso l'hanno presa a cuore questa informazione, ovviamente
hanno scelto e hanno votato indipendenza veneta. Sono due strade diametralmente opposte, quelle dell'autonomia e dell'indipendenza, perché l'autonomia, come diceva bene Cristina, passa da Roma e ha bisogno di 2/3 della maggioranza del Parlamento, cioè il 75% del Parlamento italiano dovrebbe dire sì cari veneti, vi diamo un po' di autonomia. Stiamo parlando di uno Stato fallito, che è stato costretto ad aumentare l'IVA sul pellet da riscaldamento dal 4 al 22%. Ma vogliamo capirla che è una presa in giro? È politicamente impraticabile parlare di autonomia. Poi oltretutto mi piacerebbe sapere poi se adesso l'esponente di Tosi va a dire ai trentini dovete rinunciare alla vostra autonomia oppure farla uguale a quella del Friuli. Ci pendono a fucilatela, sì veramente. Allora non parliamo di cose che sono politicamente impraticabili e impossibili. Allora, invece c'è lo strumento dell'autodeterminazione. Poi non lo so se vorremmo parlare tra 200 anni ancora della Costituzione italiana. Perché 200 anni fa non c'era, mi auguro. Thomas Jefferson diceva che ogni generazione avrebbe diritto alla propria Costituzione. Io sono stanco che i morti riescano ancora oggi a comandare sulla mia vita e sulla vita dei miei figli. Vorrei l'obiezione che le faccio, che è quella che un po' senti delle persone quando chiedi, quando spieghi bene i concetti, perché ancora vi sembrerà strano, ma la gente ancora non ha capito, assolutamente non ha capito ancora la differenza, assolutamente. Ma secondo voi l'Europa lascerebbe mai che accada una cosa del genere? È già successo, il secondo voi l'Europa va bene, questa è la cosa. Diritto questo, vogliamo negare anche i diritti in questa Europa della finanza, delle multinazionali e delle banche. Noi vogliamo l'Europa dei popoli. Ma la storia poi il Kosovo non è indipendente ma autonomia. Il Kosovo non ha indipendenza dalla Serbia. No, il Kosovo è indipendente. Ma scusiamo. No, guarda che sei mal informato proprio. Andate a chiederlo ai servi. Diventando indipendenti. Comunque la questione non è indipendenza. A me fa specie e mi preoccuperei chiedere o ripensare a mio nonno povero che ha combattuto nella prima guerra mondiale e riproporre un discorso del genere. Invece sarebbe contento della guerra di oggi. Ragazzi, non stiamo discutendo se è bene o è un male l'indipendenza, che sia chiaro. Stiamo dicendo che in questo momento non è percorribile. Perciò sono solo discorsi in questo momento sta dicendo una cosa un po' gravina, quella sta dicendo a nome suo, lo dica a nome suo, io dico che non è percorribile. Non è percorribile. Perché io le assicuro che se viene ad ascoltare, non è percorribile, perché posso garantire che il voto che avete avuto di protesta voi in questa tornata elettorale sarà il voto che avrete dopo, perché farete la fine che ha fatto la Scozia in Gran Bretagna. Ragazzi, ma siamo così, ha vinto, ma siamo a questi livelli, ma lei la libertà dove la mette? Sotto i piedi e la testa, la gente ha potuto votare. Qui non votiamo più nulla. È questo che voi non capite, la libertà dove sta? Ricordatevi che il Consiglio regionale Veneto vi è stata data la facoltà di andare a votare e nessuno ha detto no. Se è vero, ma parliamo di due cose completamente diverse. Probabilmente avete un lato che non avete ben frainteso. Senza problemi avendo la legge lì. È perché c'è la certezza del sì e lo sapete benissimo tutti. Io lo dico qui a testa alta perché di tutti quanti io esco ancora a testa alta perché io ho un progetto che è per la gente. Esco a testa alta perché il progetto è per la gente. Non ho seggiole, non ho nulla se non altro i miei figli che un domani se dovranno prendere la valigia io li guarderò. Ma perché i vostri figli sono migliori dei nostri? Io dei miei figli dico un domani se li dovrò prendere e vedere partire con la valigia so che qualcosa avrò tentato per mantenerli e tenerli qui a casa loro. Boron? Deve rispondere alla domanda perché siamo in chiusura. Cosa farà? A parte che una piccola replica dopo. Una piccola replica dopo se... Sì, no, ma siccome ho fatto la domanda non gli ho dato la possibilità di... perché non è che uno mi interroga, mi dice cosa fai tu e dopo... No, forse non ha capito il progetto non di Boron, della Lega, credo mi dica lei. Ma credo sia abbastanza ovvio e normale quello che può fare una regione, quello che può fare un'amministrazione. Noi l'abbiamo fatto a Padova, abbiamo detto no. Non abbiamo dato disponibilità di aree pubbliche, aree del comune, e questo si farà anche a livello regionale, per mettere profughi. E intanto è un messaggio molto chiaro che si passa. Poi è naturale che bisogna arrivare a Roma ed è Roma che fa le leggi o può in qualche modo incaricare l'esercito di difendere le coste. Questo è poco ma sicuro, ma sicuramente un comune o una regione può in qualche modo contrastare questo fenomeno che sembra
Ormai no, sembra acquisito, cioè sembra naturale che debbano arrivare migliaia di persone e bisogna trovarli dove metterli, sembra quasi normale, a tal punto che si alza le mani e si dice fate pure. No, ritengo l'ha fatto anche un sindaco del PD, cioè non l'ha fatto anche un sindaco del PD non poco lontano da qui, che ha detto di no a dare la disponibilità di aree pubbliche, edifici pubblici, nel mettere profughi. Poi noi abbiamo anche cercato in qualche modo con un'ordinanza di fermare anche quello che possono essere i privati che mettono a disposizione gli alloggi, e si può agire anche lì, perché nel momento in cui un privato dà disponibilità di affitto di un alloggio privato per mettere profughi o quant'altro, deve dimostrare di avere tutte le certificazioni in mano, perché se non ha le certificazioni degli impianti sanitari, lì si può influire a 500 euro di multa al colpo. Dopo vediamo se gli conviene affittare o se gli conviene pagare le multe. Con te. No, ma è solo, la risposta è sul problema che è già arrivato sul suolo italiano. Io dicevo politicamente come si risolve il problema. Ha detto bloccando. Sì, ho detto campi profughi in Nord Africa, come ho sempre fatto, anche in periodo di guerra. Mi chiedo così, allora, siccome c'è un giorno sì anche l'altro che Salvini chiede le dimissioni di Alfano come il peggior ministro degli interni della storia, e che qui il sondaggio sarebbe oltre a quello dell'indipendenza, qui saremo al 99, si vota anche lui secondo me. Alleanza con l'NCD non se ne fa nel Veneto, perché noi alleanze con Alfano, con chi favorisce perfettamente lecito come ragionamento. Vorrei anche qui una risposta da un esponente della Lega: come mai in Liguria si è alleato con l'NCD e Maroni continua a tenersi l'NCD in giunta e non li manda a casa e non va davanti agli elettori della Lombardia dicendo vi sono tolto dalle palle l'NCD, che è un partito che non sopporto, e mi ripresento agli elettori e chiedo il voto per essere eletto governatore. Sa perché faccio questo ragionamento? Perché era la funzione di costruire un nuovo centrodestra, parlo un nuovo centrodestra non con le virgolette, dove tutte le anime del centrodestra devono trovare una sintesi. Allora, se cominciamo a ragionare su una sintesi che possa unirci invece che dividerci, forse questo può essere il terreno di partenza per costruire un'alternativa vera a Renzi e alla politica delle immigrazioni che sta facendo Renzi. Chiarissimo. 5 Stelle, l'ultima battuta, perché siamo in chiusura. Beh dai, una buona notizia noi ce l'abbiamo, insomma 5 cittadini sono entrati in regione, che non sono pochissimi. Se avranno abbastanza appoggio da parte di tutta la cittadinanza, riusciranno a fare qualcosa, riusciranno a fare un'azione di controllo per prevenire favorevole o meno l'immigrazione? Favorevole o meno? Come si fa a essere favorevoli a trapiantare delle persone che vivono a casa loro e a portarle in un altro paese? Avete votato voi l'eliminazione della legge sul reato di clandestinità? Allora, io le dico, collega, io le dico che il reato di clandestinità è una grossissima bufala. Quello che volete voi, ma l'avete eliminata voi? A parte il fatto che tecnicamente non è eliminato, c'è una proposta e è ancora vigente. Però, a prescindere da questo, se mi è dato un secondo, un minuto proprio, il reato di clandestinità consiste in questo: si prende un clandestino, gli si mette un capo di imputazione, quindi ci sono della polizia giudiziaria che deve fare delle indagini, per carta, dopodiché c'è un pubblico ministero che se ne deve occupare e dei cancellieri che hanno questo fascicolo. Questo fascicolo, una volta che viene istruito, viene portato al giudice. Il giudice apre il procedimento, viene chiamato un difensore di fiducia, perché questi mai più hanno i soldi, quindi glielo paghiamo noi anche il difensore. Arriva il difensore, dice vabbè mi rimetto alla clemenza del giudice, 500 euro di multa e arrivederci alla prossima volta. Cioè, che cosa cambia questa cosa qua? Ma allora scusami, ma che cosa cambia? Allora la stessa cosa vale per i reati depenalizzati. Siccome costa contrastare la delinquenza, contrastare chi ruba, depenalizziamo, risparmiamo schede di avvocati, dei giudici e tutto. Cioè, il problema dove sta? Il problema, se c'è un reato, va perseguito. Poi il governo può fare delle leggi anche molto più veloci, no? Perché può fare delle leggi, e il governo lì apposta può fare una legge come hanno fatto quelle che gli interessavano, ci può mettere 2 secondi a fare per cui se sei immigrato te ciappo e te mando fuori, perché questa è la realtà. Non è il concetto che il reato di immigrazione clandestina, siccome è un reato e pertanto costerebbe soldi contrastarlo, è meglio che non sia reato, perché allora qualsiasi reato di qualsiasi gravità sia, siccome costa a contrastarlo, è meglio nemmeno definirlo reato e andiamo avanti così. Ne hanno fatti 127 fino adesso. Hanno depenalizzato 127
27 tutto reati. il resto d'Europa avrà delle regole o no, visto che loro non hanno il problema come lo viviamo noi? È che qui hanno capito lo che Stato qui del si può fare quello Vaticano che ha si reato vuole. di immigrazione clandestina. Lo No, Stato del Vaticano. È uno Comunque Stato vabbè, siamo arrivati totalitario, fuori tempo massimo. non è uno Stato democratico. Voglio dire, tanto perché sono loro che poi dicono di accogliere. Affronteremo una puntata dedicata a questa. Quindi in ogni caso, no, l'esponente del PD prima di andare via ha detto inasprimento delle pene, non serve a nulla, ci vuole la certezza del diritto e delle pene, non inasprire le pene, già ci sono. E questo è uno Stato fallito, non riesce neanche ad applicare la legge, non devi inasprire qualcosa, falla applicare la legge. Allora, detto questo, io vi ringrazio veramente, intanto abbiamo fatto un po' delle considerazioni sul post elettorale, poi vi presenteremo anche quelli che sono i nuovi eletti, quindi chi rappresenta la regione, ma soprattutto affronteremo anche questo tema che vi accende gli animi, quindi senza dubbio, anche perché purtroppo resterà di attualità ancora per un po' di tempo. Io vi ringrazio, buonanotte a tutti e noi ci vediamo domani, grazie. Grazie a voi.